sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani di TVM Palermo, ma anche di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, ben trovati con una nuova puntata settimanale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Noi parliamo di calcio dilettantistico, lo facciamo da 15 anni e siamo contenti perché siamo nel corso degli anni diventati certamente un punto di riferimento. Ospite della puntata odierna il direttore sportivo del Messina, Giovanni Martello. Ben trovato Giovanni. Buonasera, grazie per il cortese invito. Sono contento di... Sono all'esordio dopo tanti anni. Dopo tanti anni sono riuscito a portarti in trasmissione e con te oggi sicuramente parleremo di tantissime cose, ma parleremo soprattutto di questo Messina, perché questo Messina, 14 punti di penalizzazione, ha quasi annullato questo inghippo che si era creato dalla scorsa stagione e pian pianino insomma vede la possibilità intanto di rimanere in categoria, primario obiettivo, e poi secondo me l'obiettivo viene mangiando. Al momento è l'unico obiettivo, non possiamo avere altri obiettivi. Ma al vostro arrivo cosa avete trovato tu e Pippo Romano? Io credo tanta confusione, però la determinazione di ricominciare. Ma il 28 di agosto quando ci hanno chiamati praticamente non c'era nulla. Non c'era nulla, è vero. Un manipolo di ragazzini sono andato alla Lamezia a fare la Coppa Italia, ma poi non c'era nulla e quindi abbiamo fatto lo staff tecnico, lo staff medico, abbiamo fatto la squadra. E tra l'altro incombeva ancora la situazione, diciamo, societaria con un punto interrogativo. Pendeva insomma su di voi la probabilità anche addirittura di un fallimento. Sì, effettivamente eravamo, cioè poteva il Messina, il tribunale decidere di far fallire e mandare tutti a casa. Ma così come è stato dopo 2 settimane. Dopo 2 settimane il tribunale ha dichiarato il fallimento e ha dato mandato alla curatrice fallimentare nell'arco di 20 giorni di risolvere il problema, trovare se c'erano acquirenti, 20 giorni, un mese. Ed è arrivato il supporto di alcuni sponsor che vi hanno diciamo, alimentato questo periodo zero. Sì, fortunatamente ci sono state delle aziende molto importanti di Messina che si sono fatti carico dell'ordinaria amministrazione, nella fattispecie l'Acqua Fontalba con il dottor Faranda e il Caffè Barbera con il dottore Barbera, che ci hanno consentito l'ordinaria amministrazione. Poi finalmente è arrivata la conferma che poi insomma anche grazie ai risultati ottenuti sul campo l'entusiasmo in città si è alimentato e poi c'è stata questa nuova cordata di imprenditori stranieri, sostanzialmente questo Racing Group che ha formalizzato l'offerta, ha versato la caparra. E voi nel frattempo avete continuato a fare punti. Tra l'altro stiamo guardando questo pareggio in casa del Sambiase. Attenzione, Sambiase è squadra rivelazione anche per quest'anno, brutta gatta da pelare. Sambiase è una buona squadra, rognosissima, soprattutto tra le mura amiche, una squadra di categoria. Sì, c'è stato tanto da soffrire, però poteva scapparci anche una bella vittoria fuori casa? Onestamente no, per come è andata la partita, ma siamo felicissimi del punto perché è conquistato con grande cuore, sacrificio, che sono i nostri lavori punti. Per una politica dei piccoli passi allora, no? Perché pian pianino avete recuperato i 14 punti, perché adesso siamo insomma, a meno uno, insomma abbiamo fatto tanto, però purtroppo ancora c'è
altrettanto Qual è da fare. questo secondo step adesso? Intanto il primo è andato quasi ormai a compimento, appunto l'annullamento della penalizzazione. Adesso che cosa succede nella mente soprattutto della dirigenza, ma anche insomma del quadro tecnico con Romano in prima linea? No, mi auguro che non succeda nulla di non quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo creato un gruppo coeso che Sì. nelle difficoltà si è cementato e quindi non dobbiamo assolutissimamente perdere queste nostre caratteristiche dell'umiltà, della squadra operaia, Chiaro. della squadra che non molla mai. Noi abbiamo un gruppo È un omogeneo. po' la caratteristica anche delle squadre di Pippo Romano, no? Il Licata, Docet. mister, ho la fortuna di conoscere e lavorare con questo allenatore che secondo me è un maestro di calcio. Condivido. Oltre che una persona Per bene. meravigliosa. Per bene, Sì. bene. Bene, allora abbiamo già nel frattempo anche visto le immagini di questo bel pareggio del Messina in casa del Sambiase. Partiamo ufficialmente a questo punto con il campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Domenica si è giocata l'8ª giornata di andata, eccola qua la schermata dei risultati. Castrum Favara batte Ragusa Calcio 2-0, vince fuori casa la Vibonese Calcio contro la Gelbison 2-0 il risultato finale, così come il Città di Aciriale che sbanca Milazzo e vince 3-2. Nis FC batte Savoia 1908 1-0, vince fuori casa la Nuovigea Virtus contro il Paternò, vince anche fuori casa la Vigor Lamezia contro la squadra Amaranto della Regina 1914, pareggio tra Sambiase e Messina, già accennato, vince fuori casa l'Athletic Club Palermo contro il Città di Gela ed infine l'Enna Calcio che supera la San Cataldese per 1-0. In classifica c'è un polpettone di squadre in vetta, Nuovigea Virtus, Viborese Calcio e Nis FC con 15 punti, 13 punti Savoia 1908, Sambiase ed Athletic Club Palermo con 11 la Castrum Favara, 10 punti per Città di Gela, Gelbison e Vigor Lamezia con 9 il Milazzo, 8 punti San Cataldese, Regina 1914, Città di Aciriale ed Enna Calcio con 6 punti il Paternò, con 4 il Ragusa Calcio, chiude il Messina attualmente con -1 ma come abbiamo sempre detto con ben 14 punti di penalizzazione. Guardiamo subito anche la schermata del prossimo turno perché si ritorna in campo domenica. Athletic Club Palermo Sambiase, Città di Gela Enna Calcio, Messina Castrum Favara, Nuovigea Virtus Nis FC, Ragusa Calcio Milazzo, San Cataldese Regina 1914, Savoia 1908 Vibonese Calcio, Vigor Lamezia Gelbison ed infine Città di Aciriale che giocherà in casa contro il Paternò. Partiamo proprio dalla Castrum Favara con la quale giocherete praticamente domenica. In panchina c'è Terranova, aria nuova in questo senso, perché quando arriva un allenatore come tu ben sai porta nuovo entusiasmo, nuove idee tattiche e poi ultimamente insomma questo Castrum con Nicola in panchina mi sembra anche un po' rivitalizzato, senza nulla togliere al lavoro meraviglioso di Infantino. No, io stavo dicendo proprio questo, penso che anche col mister Infantino stavano facendo un grandissimo campionato, poi mister Ha fatto una Terranova scelta ben precisa. onestamente non... Anche inaspettata. Sì, bravo, mi ha colto di sorpresa anche perché insomma già dall'anno scorso lavorava, non saprei i propri motivi perché dal punto di vista calcistico dei risultati c'era poco da dire, hanno fatto Assolutamente veramente bene bene. e stanno continuando col mister Terranova che Conosciamo insomma, bene. conosciamo, è una garanzia. È vero, è vero. Guardiamoci il servizio alla vittoria proprio della Castrum Favara, 2-0 contro questo Ragusa che purtroppo mi sa sente il fiato vicino del Messina Calcio. Punti salvezza in palio nel derby siciliano che inizia però nel ricordo di Marianna Bello, il cui cadavere è stato trovato poche ore prima dell'inizio della partita. Ma veniamo al film dell'incontro con le immagini prodotte come di consueto da Giuseppe Montalbano e attacca subito forte il Castrum Favara alla ricerca del gol, ci prova subito con la conclusione dalla distanza Limblici e attento Bonagura
a dire di no. Insiste ancora la squadra oggi in tenuta bianca guidata da Nicolò Terranova, che attacca sulla sinistra. Oscar Mendes non riesce a ribadire in porta, ma ancora attacchi dal lato sinistro, soprattutto con Kosovan, che è ispirato, mette in mezzo questo pallone, non arriva Tripicchio, arriva Limblici con il tap-in che però non inquadra la porta. Poi inizia un periodo favorevole al Ragusa, intanto con questa palla messa in mezzo da Memeo, e infine conclusione da dimenticare dalla distanza da parte di Bianco. Poi ancora l'attacco vivo da parte dei ragusani con D'Amore che si inserisce, altra conclusione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta, ma è nuovamente la formazione di mister Giovanni Spadola a farsi vedere con questo tiro di Callegari che viene bloccato dal portiere lauritano. All'improvviso si riaffaccia in attacco il Castronfavara con Kosovan che prova a creare i presupposti per andare a bersaglio. Il tiro mancino dell'ex Trapani non inquadra lo specchio della porta, poi altro tentativo da parte degli ospiti con questa palla messa in mezzo da parte di Rizzo. Alla fine il batti-ribatti produce questo mancino da parte di Baum von Spinner, bloccato da Lauritano. Dall'altra parte si fa vedere di nuovo Kosovan con una conclusione dalla distanza messa in calcio d'angolo da Bonagura, ma occhio all'ultima occasione del primo tempo. Cross di Rizzo per la testa di Campanile che anticipa l'uscita di Lauritano, ma non trova lo specchio della porta. Con le immagini passiamo al secondo tempo che inizia con questo tentativo da parte di Demin che sorvola la traversa, ma su questo attacco sull'out di destra si stappa la partita. Cross di Kosovan, ci prova Oscar Mendes che va giù nel contrasto aereo, per l'arbitro di rigore e dal dischetto si presenta Andrea Tripicchio, il quale spiazza Bonagura, realizza l'1-0 e fa esplodere il pubblico presente. Il Castronfavara ha tanto spazio da prendere, qui ci prova dalla distanza col mancino proprio di Tripicchio che non inquadra lo specchio della porta, ma occhio a questo calcio di punizione da parte di Kosovan, incrocio dei pali pieno, rimane fermo Bonagura che viene salvato dai legni. Arriva il 2-0, arriva il raddoppio da parte del Castronfavara che di fatto chiude i giochi con questa giocata di Leone entrato dalla panchina. Arriva il triplice fischio da parte del signor Melloni, torna a vincere davanti al pubblico amico il Castronfavara che mette dentro 3 punti d'oro contro il Ragusa. Castronfavara che vince lo scontro in un certo senso diretto anche contro una pretendente alla non retrocessione, ovvero il Ragusa Calcio. E adesso invece parliamo di questa Vibonese, perché la Vibonese zitta zitta è là in classifica, Sì, sì. nel senso che chiaramente sappiamo benissimo il passato di questa squadra, ma quest'anno proprio già dall'inizio evidentemente ha inquadrato bene l'obiettivo. Sei d'accordo? Sì, hanno un buon organico, un ottimo organico. Ci avete già giocato? No, ancora no. Ancora no. Certo c'era l'incognita da passare da un presidente che è una con cosa... tanti soldi, ma a diciamolo parte pure. tanti soldi è veramente un galantuomo d'altri Sì, tempi. parliamo di Caffo. Del presidente Pippo Caffo, quindi c'era magari questo dubbio, ma i risultati stanno dicendo che hanno operato bene e stanno facendo bene. Tra l'altro ha battuto la Gelbison in Sì. casa della Gelbison, Sì. che voglio dire, La 2 anni Gelbison- fa faceva la Serie C. No, la Gelbison è un'altra squadra importante, costruita con giocatori importanti, con ambizioni. C'è un probabile esonero. No, anche. già è stato esonerato, sì. confermato. Quindi Sì. voglio dire, hanno bisogno di nuove energie forse per riprendere fiato anche in classifica, perché poi, come tu ben sai, soprattutto la testa, se allunghi troppo, poi dopo recuperare questi punti verso i battistrade Sì, è sempre certo, molto difficile. io ho le mie idee, onestamente. Hanno preso un allenatore, dopo 5-6 giornate esonerarlo. È prematuro, secondo me. È Per prematuro. come vedo io il calcio, sì, però per carità non me No, ne, assolutamente. me ne guarderei bene, evidentemente avranno i loro motivi. Le loro sono ma scelte, certo. Per mia forma mentis bisogna Aspettare un dare tempo agli allenatori di fare Il problema è che proprio- appena perdi 4 partite veramente è difficile magari tenere calda la piazza, ferma, tranquilla, quindi Sì, ma anche una per questione dire, di Vallo ambiente- della Lucania non è che è un ambiente caldo, non vero, è vero. è una piazza veramente dove si può lavorare con grande serenità, un'altra società molto Possiamo augurare organizzata. soltanto il buon lavoro a questo punto Ma al nuovo per carità, mister, ci mancherebbe. assolutamente. Guardiamoci il servizio, la vittoria fuori casa proprio della Vibonese Calcio contro la Gelbison.
La Gelbison cade ancora una volta sul campo amico e vede il gruppo di testa sempre più da lontano. Questa volta a passare in terra cilentana è stata la Vibonese, che si è dimostrata squadra di grande spessore. Per questo match il tecnico dei cilentani, Carcione, decide di operare alcune modifiche. Lascia in panchina Liurni e Piccioni e si affida al solo Ferreira in avanti con il supporto di Russo. Raffaele Esposito, tecnico dei calabresi, conferma per 9/11 la stessa squadra che ha battuto il Milazzo, con il ritorno dello squalificato Keita. Dopo 6 minuti di gara la Gelbison si trova sotto di una rete a firma di Balla, abile a trasformare un calcio di punizione. Chi si attende la reazione dei rossoblù resta deluso, tanto che i loro tifosi cominciano a rumoreggiare per la scarsa replica dei Visconti e soci. Anzi, è proprio la Vibonese a creare i maggiori pericoli e dopo la mezz'ora al 34esimo Musi, dopo una bella ripartenza, manda da posizione defilata la sua conclusione sull'esterno della rete. Poi al 38esimo Balla fa tutto bene, ma al momento del tiro lo fa debolmente e consegna di fatto la palla all'estremo Samba. La Gelbison resta assente, l'unico guizzo lo fa registrare al 43esimo Ferreira, che con un tiro forte chiama al primo intervento Marno. Dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi con gli ospiti avanti di una rete. Nella ripresa non cambia il copione, anche se il tecnico dei cilentani prova a mischiare le carte con un triplo cambio. Al 12esimo arriva la seconda rete della Vibonese. Musi si invola e si presenta solo davanti a Samba, il quale riesce a salvare, ma la sfera viene recuperata dall'attaccante che serve all'indietro per Castillo, che lascia partire un fendente che finisce la sua corsa all'incrocio e regala il raddoppio ai calabresi. Una marcatura che di fatto chiude i giochi con la Gelbison, incapace di trovare una minima reazione. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio e a festeggiare sono i calabresi. La Gelbison prova a tirarsi su. Ora l'attenzione è rivolta alla prossima sfida sul campo della Vigor Lamezia. È il momento di parlare della città di Acireale che sbanca Milazzo. Te l'aspettavi questa ripartenza con Pagana importante per la squadra acese? 7 punti nelle ultime 3 partite? Ma sì, l'Acireale ha un buon organico. Un ottimo organico per la categoria e credo che i risultati parlano chiari. Il cambio di guida tecnica ha dato quella i suoi frutti in questo poi, senso. Peppe Pagana è lo conosciamo bene, una certezza, è vero, è vero. Oltre che un ragazzo molto per bene. Mentre il Milazzo non riesco a capire qual è l'obiettivo in questo momento di questa squadra. È la partita molto bene, insomma, poi dopo pian pianino è stata forse un po' ridimensionata? Ma no, ci può stare 1 o 2 passi falsi, stanno facendo benissimo e l'obiettivo, credo, se non ho capito male, che è quello di una tranquilla salvezza, è una neopromossa, quindi certo, non penso possano avere altre ambizioni, penso che sono super in linea con i programmi. Quindi sotto questo punto ci sta la sconfitta eventualmente interna contro il può capitare. la L'Acireale ha un buon organico, ha giocatori molto importanti per la categoria, Russotto, Giuliano, Gagliardi, ha tanta gente importante e quindi forse l'Acireale in questo momento è quella che non ha rispettato le aspettative. Però è anche vero che soltanto da 3 settimane c'è Pagana che sta facendo i punti, quindi pian pianino risale la china, come si suol dire, no? Sì, si stanno rimettendo in carreggiata. Ottimismo allora. Ma penso proprio di benissimo. Guardiamoci il servizio, vittoria fuori casa del Città di Acireale, 3-2 contro il Milazzo. In un Marco Salmeri gremito e caloroso come sempre, con la gradinata intitolata nei giorni scorsi dai gruppi organizzati del tifo milazzese ad Alessandro Scalzo, unita nel ricordo di 2 figure rossoblù, va in scena un match ricco di emozioni tra Milazzo e Acireale, ma a far festa alla fine sono i Granata che espugnano l'impianto mamertino con un convincente 3-2, infliggendo ai rossoblù la prima sconfitta interna della stagione. E dire che la partenza del Milazzo era stata da applausi dopo appena 5 minuti, 2 occasioni nitide, prima Marco Greco di testa
Testa trova la risposta di Negri, poi Bosetti spreca da buona posizione. Al 10° però arriva il meritato vantaggio, di piedi controlla l'assist di Moschella e con un destro potente fulmina Negri. 1-0 Milazzo e stadio in delirio per la prima rete in campionato del 9 rossoblù. La Cireale però non trema e nel giro di 2 minuti ribalta tutto. Al 17° Samb Falù di testa firma l'1-1 su cross perfetto di Giuliano. Al 19° ancora lui approfitta di un errore difensivo e con un diagonale preciso porta avanti Granata. Doppietta personale 2-1 a Cireale che può gioire con i propri tifosi presenti nell'impianto mamertino. Gli ospiti spingono e sfiorano il tris con lo scatenato Samb che non trova l'impatto sul cross da destra di Semenzin, ma al 38° è Gagliardi a punire un errato disimpegno di Mileto, firmando il 3-1 che congela il Salmeri e fa nuovamente esplodere di gioia i tifosi Granata. Nella ripresa il Milazzo prova a reagire con Pipitò nella spada, ma le conclusioni dei neoentrati al 57° e 2 minuti più tardi non trovano fortuna. Dall'altra parte gli acesi continuano a creare pericoli con Gagliardi che calcia di poco a lato, mentre Negri si supera all'84° sulla splendida girata dal limite di Moschella. Spinge la squadra di mister Catalano che al minuto 84 chiede un calcio di rigore su Bosetti, ma il signor Daniello lascia giocare tra le proteste rossoblù. All'86° la Cireale sfiora il poker, Ken trova la decisiva respinta di Mileto e sulla ribattuta Samb fallisce mandando sul fondo, ma è il Milazzo a riaccendere le speranze all'88° quando Cassaro anticipa tutti e di testa accorcia le distanze 2-3, riaccendendo l'entusiasmo del pubblico rossoblù. Il Milazzo ci crede, ma in un finale incandescente è la Cireale a sfiorare il gol, con Samb che spreca 2 clamorose occasioni nel recupero, prima sparando alto da 2 passi e poi concludendo a lato da posizione vantaggiosa. Finisce 3-2 per la Cireale che centra la prima vittoria esterna del campionato, sale a quota 8 punti e si porta a -1 proprio dal Milazzo al secondo stop consecutivo. Domenica si è giocato un big match meraviglioso in casa della Nissa, Nissa-Savoia 1908. Che bello vedere queste due belle squadre giocare anche un calcio spumeggiante. Alla fine ha vinto la Nissa, ma il Savoia non ha demeritato, quindi non avranno la stessa forza del Catania o del Trapani o dell'Avellino o del Palermo degli anni passati in Serie D, però quando vediamo squadre organizzate così è un piacere. Stiamo parlando di due realtà forse tra le più importanti della categoria, due società importanti, organici importanti. Sì, sono Vedi due... più favorita la Nissa? Vediamo se riesco a tirarti fuori questo dente. Allora in questo momento il campionato sta dicendo che non ci sono delle reali favorite. Anche la Nissa ha vinto, certo, ma come hai detto bene tu, il Savoia non ha demeritato. Non ha assolutamente demeritato. Ho visto un gol annullato. Beh, lì c'era poi anche un fuorigioco. Non ce n'era fuori, se non ho visto. Non sei d'accordo? Non credo fosse fuorigioco, però dalle immagini chiaramente non però ho visto. dimostrano un Savoia che era in partita sino all'ultimo istante. Assolutamente. E quindi poteva anche, volendo, strappare quindi un pareggio. Si equivalgono, il campionato sta dicendo che c'è grande equilibrio. Grande equilibrio, quindi probabilmente tutto rimandato a dopo dicembre. Perché sai, fino a dicembre penso proprio che si guarda il portafoglio, si guardano i bilanci, si guarda il giocatore che magari può rendere quello che magari inaspettatamente è diventato no, ma a fondamentale. dicembre si traccia una prima linea per vedere se gli obiettivi, gli investimenti corrispondono e si fanno le valutazioni. È vero. Guardiamocele queste immagini, il pareggio appunto tra Nissa FC e Savoia 1908. Al Marco Tomaselli di Caltanissetta va in scena uno dei big match della settima giornata del girone I di Serie D. La Nissa ospita la capolista Savoia da Torre Annunziata in una sfida d'alta classifica. Per la squadra del presidente Giovannone una grande occasione per agganciare e magari superare una diretta concorrente davanti al proprio pubblico. Inizia il film del primo tempo, dopo 3 minuti c'è un calcio d'angolo di Agnello, il pallone messo all'indietro per Rodulo che si coordina per il destro, alto oltre la traversa, al quinto ancora Nissa, stavolta dall'out destro
con Tumminelli, trova lo spazio per il cross interessante sul primo palo, deviazione oltre la traversa di Diaz. 17esimo risponde il Savoia, pallone messo dentro da Frasson, viene allontanato sui piedi di Schiavi, cerca il destro complicato da quella posizione. Minuto 27, cross di Tumminelli per Rodulo, troverebbe un fallo da rigore, la Nissa troverebbe la massima punizione che viene assegnata dal direttore di gara, che poi però è costretto ad annullare perché l'assistente ha alzato la bandierina per posizione di partenza irregolare proprio dello stesso Rodulo. Arriviamo allora fino al minuto 42 perché la Nissa continua ad attaccare col calcio d'angolo di Agnello che pesca Palermo al centro, colpo di testa che termina sul fondo. Così invece termina anche il primo tempo. Il Marco Tomaselli di Caltanissetta, tante occasioni ma ancora 0-0 tra Nissa e Savoia. Inizia la ripresa al 59esimo, bella trama di gioco dei biancoscudati che liberano alla conclusione Terranova, il sinistro troppo schiacciato verso il secondo palo. Minuto 60, entra De Felice per Terranova, passano 4 minuti e c'è un calcio di punizione lungo battuto proprio in zona De Felice. Il neoentrato scappa alla maglia della difesa avversaria e colpisce così col destro che vale l'1-0 e un gol pesantissimo quello di Francesco De Felice che festeggia con i propri tifosi, esplode letteralmente il Marco Tomaselli di Caltanissetta nel big match. E avanti la Nissa con la perla di De Felice e all'84esimo insidia ancora la porta avversaria per cercare il 2-0 con la discesa di uno scatenato De Felice che serve Rodulo, entra in area di rigore, sterza, ce l'ha sul mancino, Rodulo trova una deviazione, il calcio d'angolo. Minuto 87, ancora un'occasione stavolta per il Savoia, corner corto, Umbaga mette dentro la sfera, viene allontanata da Castelnuovo, ancora Schiavi va al volo, la manda di poco fuori, grande occasione per il Savoia alla ricerca del pareggio, rimessa laterale lunga di Frasson allontanata dalla difesa, arriva all'Edesma, riesce a servire Umbaga che troverebbe il gol, quello dell'1-1, quello del pareggio, ma viene tutto annullato per presunto fuorigioco. Questo è un episodio destinato a far discutere nei prossimi giorni perché su questa occasione finisce anche la partita. La Marco Tomaselli di Caltanissetta e la notizia è che la Nissa per la prima volta in questa stagione aggancia il primo posto, sorpassa proprio il Savoia. Il gol, quello di De Felice, è decisivo nel secondo tempo. È tutto, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nissa dunque in testa dopo insomma tanti anni, addirittura erano 13 anni che non era in testa nel girone dell'interregionale. Questa notizia me l'ha data Alessandro Silverio che tu ben conosci, ha detto stampa della Nissa, quindi hanno applaudito questo momento positivo perché dopo 13 anni sono ritornati in testa in un campionato importante, in prospettiva Lega Pro. Credo che sia un obiettivo fondamentale per tutto il gruppo di Luca Giovannone, no? Penso per l'organico che hanno messo su, per l'organizzazione, penso che sia l'unico obiettivo che hanno. Investimenti, mi sembra che sia l'unico Possiamo obiettivo. chiamarli investimenti esagerati o fondamentali per vincere il campionato? Esagerati no, ognuno con la propria tasca Certo, fa quello che vuole. mancherebbe. So sicuramente che sono investimenti importanti che per cercare di vincere occorrono. Assolutamente. Non ha fatto grandissimi investimenti invece la nuova Igea Virtus, però la nuova Igea Virtus in questo momento è al primo posto, vince tra l'altro una partita fuori casa contro il Paternò, tra poco vedremo il servizio, però mi fa pensare che non è proprio fondamentale poi alla fine spendere tantissimi soldi se hai un allenatore come in questo caso Marra con le idee ben chiare, con quei 4-5 che hanno voglia di rivalsa, Samaché, Docet, e allora ti viene fuori una nuova Igea che in questo momento è al primo posto. O sbaglio, Giovanni? No, allora se lo paragoniamo agli investimenti fatti dalla Nissa o dalla Regina, e allora non li possiamo paragonare, sì. Ma l'Igea Virtus ha un organico che presumo non sia che costi non penso che costa 2 lire paragonata alle altre società, ma l'Igea infatti la paragonava alla Nissa, l'Igea no? è una squadra secondo me molto forte, molto ben costruita, molto ben è una squadra che dura, nel senso che questo campionato la vedrà sicuramente protagonista, anche perché ha un bel seguito di tifosi, si è riacceso
acceso l'entusiasmo. Hanno un passato di Lega Pro, esattamente, voglio dire. l'Igea Virtus è una gran bella squadra, a mio giudizio. Assolutamente. Guardiamoci il servizio, vince fuori casa contro il Paternò per 2-0. Sconfitta amara per il Paternò Calcio allo stadio Falcone Borsellino contro l'Igea Virtus, termina 2-0. Via al racconto della sfida caratterizzato da molte occasioni per gli ospiti, pericolosi già all'11° con Squillace che crossa in aria dove Samaché svirgola, a rimorchio arriva Calafiore che calcia ma trova un provvidenziale Fernandez. Qualche secondo più tardi ancora da cross di Squillace, Cicerello sfiora così un Eurogol, rovesciata deviata in corner. Al 31esimo ecco l'unica occasione creata dagli uomini di Corapi, Lucca scambia con Marchetti che trova Boulaia, il numero 9, cerca soluzioni, poi dà uno sguardo in mezzo e pennella da Golfo che spreca non riuscendo a trovare la porta. Il secondo tempo riparte con l'Igea ancora in attacco, Calafiore mette in mezzo, si crea una mischia in area di rigore con Maltese e Samaché che tentano la conclusione ma vengono respinti. Dal corner successivo però arriva il primo episodio chiave della sfida, l'Igea trova il vantaggio con il colpo di testa di Maltese che si trova nel posto giusto al momento giusto. Al 45esimo arriva il raddoppio dell'Igea da calcio di punizione con il colpo di testa di Cicerello che spegne le speranze del Paternò di conquistare almeno un pareggio. Complimenti dunque alla nuova Igea Virtus e adesso passiamo a vedere anche le reti di altre due partite di questa domenica. La prima partita riguarda questa Regina che si è letteralmente suicidata in casa, ha perso 1-0 contro la Vigor Lamezia, al 95esimo la rete di Staimo. Sappiamo benissimo quello che poi è successo ad inizio settimana, l'esonero e poi l'arrivo anche di Alfio Torrisi. Questo invece è stato il gol di Bonfiglio al 57esimo dell'Athletic Club Catania Palermo che vince 1-0 contro il Città di Gela, facendo a sprofondare anche nel dramma tutto il gruppo di Gela, perché si parlava di un esonero di Gaspare Cacciola che invece poi alla fine è stato riconfermato, mentre invece Trocini della Regina ha lasciato la panchina con l'arrivo di Torrisi. Due situazioni certamente vicini ma penso lontani come obiettivi. La Regina sappiamo benissimo costruita per vincere, il Città di Gela certamente di far bene ma non di vincere il campionato. No, sicuramente la Regina, così come la Nissa, ha un solo e unico obiettivo, quello di vincere. Anche il Città di Gela ha un organico importante, investimenti importanti. Penso che sotto vorrebbero, sì, secondo il mio punto di vista, inserirsi nella lotta al vertice. Certo, questo periodo non è Bisogna positivo. fare un team un po' più pesante, tra virgolette, o sbaglio? No, guarda, senza nulla togliere ai ragazzi che ci hanno già secondo me inserito. l'organico del Gela è un organico importante. È chiaro che ci vuole una panchina lunga, Nissa e da quello che abbiamo Regina, capito ci Nissa vuole una e panchina Regina lunga. hanno qualcosa in È più, vero, ovviamente. è vero. Chiudiamo il tabellino del campionato di Serie 10, guardiamo il servizio che vede l'Enna Calcio vincere in casa contro la San Cataldese. Risultato finale 1-0. Tornano ad affrontarsi Enna e San Cataldese dopo il turno di Coppa che ha visto trionfare la squadra verde amaranto. Fotodiritto per l'Enna e calcio d'inizio battuto dalla San Cataldese. Prima occasione però c'è la formazione di casa, una bella sgroppata di Ciaunà, il pallone va dalle parti di Preknikai che trova liberissimo Bamba, il suo destro finisce sull'esterno della rete. Ancora Ciaunà per la corsa di Pedicone, crossa dentro l'area di rigore. Preknikai viene anticipato, ancora protagonista Ciaunà con una grande palla per Preknikai, perde più di un tempo di gioco il numero 9, non riesce a servire distratto che era tutto solo dentro l'area di rigore. Finisce così il primo tempo tra Enna e San Cataldese, poche emozioni in realtà tra le due formazioni. Il secondo tempo invece parte in maniera un po' più vivace, ci prova prima la San Cataldese con questo destro che finisce sopra la traversa, successivamente il turno dell'Enna con Bamba, il solito fantasista, il numero 10 della squadra, lavora questo pallone per distratto, controlla la palla non perfettamente il numero 7, dopo una grande palla di Bamba e un grande movimento non riesce a impensierire di troppo
Maravigna, che però poi vede questo sinistro di Pedicone andare a lato, non di molto. Lenna ha un'altra marcia assolutamente con Capitan Tadic che va da Bamba, il suo sinistro finisce a lato, era partito bene ma è andato fuori, ampiamente fuori la portata. Allora poi durante il calcio d'angolo qui Bamba pesca assolutamente il jolly, il pallone schizza dalle parti di Mbaye e successivamente Frank Ciauna entra e segna, ci mette il piede al posto giusto, nel momento giusto. Frank Ciauna fa esplodere il Gaeta e fa impazzire di gioia tutta la panchina ennese che entra in campo per abbracciare il numero 20. Ci prova la San Cataldese ma ogni tentativo è vano. Qui l'Oliva riesce a bloccare senza troppi problemi, poi ancora c'è una protagonista sgasata, incredibile, sull'out mancino, ci prova pure ad andare a concludere verso la porta. Maravigna esce e blocca questo pallone. L'ultima occasione ce l'ha la San Cataldese, prova a lavorarsela meglio possibile. Il sinistro di Saito però finisce ampiamente sopra la traversa e finisce qui. Lenna vince e convince per la prima volta in stagione. Sono 3 punti tutti in un fiato per mister Passiatore, che esplode di gioia, viene abbracciato dai suoi ragazzi, dal suo staff. Prende una vittoria importantissima per Lenna, 3 punti fondamentali che danno fiducia a questa squadra che domenica prossima dovrà affrontare il Gela in trasferta. Beh, la squadra di Passiatore la prossima settimana effettivamente dovrà affrontare questo Gela che viene da una settimana tormentata. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi di nuovo insieme per continuare con Penalty sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche sul canale 19 di TVM Palermo. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Siete con Penalty, vi ricordo che siamo visibili anche attraverso la nostra pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Seconda parte dedicata interamente al campionato di eccellenza, il nostro ospite conosce bene questa categoria, tra poco parleremo anche del suo grande amore del Licata, anzi parleremo proprio subito del Licata perché partiamo subito con il girone A. Subito la schermata dei risultati del girone A, vittoria del Bagheria Calcio contro il Cus Palermo, pareggio tra Castellammare e Camarat, vince il 90-011 Bagheria contro la Don Carlo Misilmeri 2-0, vince anche il Città di San Vito Lo Capo contro il Partinica Audace, vittoria del Licata 3-1 contro l'Accademia Trapani, Marsala 1912 che vince in casa contro la Parmonval, pareggio tra Montelepre e Folgore Castelvetrano ed infine 1-0 del San Giorgio Piana contro l'Unitas Sciacca
Sciacca, che è costata tra l'altro anche la panchina a mister Iacono. Guardiamo anche la classifica, dove troviamo in testa il Licata e il Marsala con 14 punti, 13 punti per il Castellammare, 11 Camarat e Partinico Audace, 10 punti per il Città di San Vito Lo Capo e l'Unitas Sciacca, con 9 punti il Bagheria, 7 punti per San Giorgio Piana, 90-0-11 Bagheria e Don Carlo Misilmeri, 6 punti per l'Accademia Trapani contro con il Montelepre, chiudono 3 punti per la Parma ed il Cus Palermo e ultima in classifica la Folgore Castelvetrano con 1 punto. Allora, ho detto intanto una cosa carina, il tuo primo amore, perché il primo amore non si scorda mai, oltre alla moglie, 4 anni e mezzo. Con grande soddisfazione. 4 anni no? e mezzo, e brucia ancora tantissimo la disgraziata annata dell'anno scorso. Siamo rimasti molto rammaricati. Amareggiati tantissimo, sì, tantissimo, è vero. perché veramente avevamo fatto cose egregie. Purtroppo ogni tanto capita. Beh, sai, queste squadre vivono anche di questi momenti bellissimi, momenti in cui le cose non vanno per il verso giusto, però sono società in realtà che hanno sempre voglia comunque di rimettersi in gioco. Infatti quest'anno, voglio dire, il presidente e la squadra è interessante. Licata è una piazza che vive di calcio e quindi gli auguro veramente con tutto il cuore di ritornare in D, perché anche poi ha un presidente ambizioso. È vero. E per cui È vero. non posso che augurare loro con tutto il cuore le migliori fortune. Questo girone A, oltre alla Licata, però vede ai nastri di partenza il Marsala 1912, che ha speso tantissimo, ha messo dentro un allenatore giovane che è Filippo Chinnici, e anche lui sta cercando di vincerlo questo girone. I numeri parlano chiaro, penso però... È un discorso a due, oppure qualcuno potrebbe anche introfularsi? Partinico Audace, secondo me... Partinico Audace, lo dicono molti. Secondo me il Partinico Audace ha una buona squadra, una vecchia volpe in panchina, come Andrea pensa bene, che non è l'ultimo E queste arrivato. categorie... No, insomma, ma anche in altre categorie mister pensa bene, quindi penso che sia una lotta a 3, poi a meno che... E il Camarat? Ecco, il Camarat può essere bisogna una vedere un pochettino cosa succede nelle prossime partite. Ancora è troppo presto, però penso il Camarat potrebbe. Poi c'è anche il discorso dei playoff, voglio dire, Certo, il campionato è interessante perché 4 squadre poi si vanno a giocare i playoff, c'è anche la Coppa, ancora tutto aperto. In eccellenza ci sono diverse vie per poter arrivare in D. Beh, la Coppa è un cammino lunghissimo, però è anche vero che ti dà una chance. Il Paternò ce l'ha fatta attraverso la Coppa. È vero. Guardiamoci la vittoria, ma soprattutto sentiamo le parole di Lillo Bonfatto. Licata che vince in casa 3-1 contro l'Accademia Trapani. Diciamo che in settimana abbiamo lavorato su determinate cose e oggi le abbiamo sviluppate dal primo all'ultimo secondo della partita. Ovviamente dà fastidio prendere gol, però ci sta, non posso rimproverare niente ai ragazzi perché, ripeto, hanno fatto una super prestazione. Mi è piaciuto la qualità che hanno messo, l'intensità che hanno messo in tutti i 90 minuti. Ovviamente veniamo anche da una partita del mercoledì dove il dispendio energetico è stato faticoso anche per il campo, però devo fare complimenti ai ragazzi perché non hanno mollato, quindi questo è un buon segnale. Come dico dal primo giorno, un gruppo importante, qua non ci sono gente titolare o gente che devono stare per forza in panchina. Ovviamente gli allenatori siamo messi lì per fare delle scelte, alle volte possono essere giuste o sbagliate, però sono due attaccanti simili ma nello stesso tempo diversi. Ma io voglio questo, voglio che ci sia quella competizione sana, ma lo vedo in tutti, lo vedo anche nei difensori, nei centrocampisti, e quello mi fa piacere. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo immediatamente archiviare questa partita importante dove abbiamo incontrato una squadra che poteva metterci in difficoltà, però noi siamo stati bravi. Ora adesso dobbiamo da domani iniziare a pensare subito alla prossima. Faccio pubblicamente gli auguri a Davide Pettinato che oggi compie gli anni. A me non piace parlare dei singoli, però sono contento della prestazione che ha fatto Davide, ha fatto una grande prestazione, però voglio sottolineare che qui siamo, ripeto, un gruppo importante, quindi facciamo tutti parte di questo progetto e dobbiamo cercare di migliorare giorno dopo giorno.
Quindi abbiamo capito che non è soltanto un discorso a due, ci potrebbe anche rientrare il Castellammare, attenzione, anche questa per è una esempio, bella realtà stavo dicendo questo, sorpresa. io onestamente questa squadra non è vergogna a dire, non la conosco, però è da un paio d'anni che fa bene. Soprattutto nella parte iniziale della stagione, o vuole fare i punti per salvarsi e quindi vivere la seconda parte con Però tranquillità. attualmente, a parte domenica mi sembra, ma hanno fatto Ha pareggiato benissimo. domenica, però attenzione, ha pareggiato col Camarat. Quindi... Anzi, facciamo una cosa, possiamo guardare anche le reti interessanti di questo girone. Castellammare che era passato in vantaggio addirittura una rete a 0 con Messina, però è anche vero che il Camarat, come abbiamo detto poc'anzi, è una squadra che quest'anno si farà sentire, non per niente all'88esimo, anzi per essere più esatti, con Arken, che conosciamo bene, perché voglio dire, in questa categoria probabilmente è uno che la differenza te la fa, vedi l'anno scorso a Modica. Camarat che quindi pareggia 1-1 in casa del Castellammare. Proseguiamo perché un'altra partita interessante è stata quella del 90-011 Bagheria, che batte una squadra interessante come la Don Carlo Misilmeri, 2-0 al 33esimo il primo gol con Lobosco, e poi c'è questo raddoppio al 58esimo di Menoia. Attenzione, perché anche la Don Carlo Misilmeri probabilmente in questo momento è una squadra da prendere con le pinze, incontrarla è sempre molto difficoltoso. Assolutamente. Unitas Sciacca che invece perde in casa del San Giorgio Piana, salta anche all'allenatore, è arrivato anche Broccoleri, e al 15esimo il gol del San Giorgio Piana, un Eurogol. E poi chiudiamo con la vittoria anche del Città di San Vitolo Capo, guarda caso contro il Partini Caudace, che becca questa sua prima sconfitta stagionale, però come hai detto bene tu, ne parlano tutti bene di questo Partini Caudace. Un campionato avvincente, e poi ha una squadra, un organico con giocatori secondo me molto bravi e quindi un allenatore preparato, però penso al momento, credo che il Licata e il abbia Marsala? Forse no, in Marsala no, ci mancherebbe Marsala, certo. Però penso che il Licata abbia un organico più vasto e più di categoria, con gente abituata a vincere. Più di mentalità. Gente abituata a vincerlo, questa categoria, quindi giustamente è leggermente più avvantaggiata. Vedremo quello che succederà, perché come abbiamo sempre detto, i campionati non si vincono nelle prime 6/8 giornate, ma si vincono dopo la 15ª. Ora stiamo facendo solo chiacchiere e salotto. Voltiamo pagina perché adesso parliamo subito del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la sesta giornata di andata, schermata dei risultati, dove troviamo la Messana che vince 2-1 contro il Vittoria, vince fuori casa il Niscemi 3-0 contro la Leonfortese, vince anche la Leonzio 1909 3-2 invece del Mazzarone contro il Giarre Calcio, il Modica che vince 2-1 contro la Nebros, 2-0 del Gioiosa contro il Rosmarino, anche il San Fratello contro il Mililli porta a casa 3 punti pesantissimi per la sua salvezza, e continua a vincere anche il Calcio Avola 1949 che batte il Palazzolo 2-0 proprio in casa dei siracusani. Guardiamo anche la classifica, proprio questo Calcio Avola 1949 attualmente al primo posto con 16 punti, con 13 Messana 66, Modica Calcio e Leonzio 1909 con 12 il Vittoria, 11 punti per l'Atletico Catania 94 Via Grande, 10 punti il Mazzarone, con 9 Gioiosa e Rosmarino, con 8 il Niscemi FC, con 5 il Giarre, con 4 Nebros e Leofortese, con 3 punti Palazzolo, San Fratello Acquedolcese e Melilli. Beh, qui in questo girone forse qualche chiacchiera in più va fatta, perché sono veramente in tanti ad ambire alla vittoria finale. Secondo me da vittoria a salire sono tutte potenzialmente possono vincere il campionato. Chi vedi leggermente avvantaggiato?
Ma guarda, io ho visto giocare parecchie partite la Messana, Messina, beh, perché certo, vado spesso a vederli ed è una Grande bella organico, tra squadra, l'altro, un organico importante, gioca bene. Ha un centravanti che conosci molto bene, Antonio che è Cannavò. ritornato ai vecchi fasti di un tempo perché si è messo a segnare a ripetizione. Adesso è un trascinatore proprio, Sì, lo era sì. già a Licata. A parte però ora voglio dire... sta bene fisicamente, ha avuto un periodo negli anni che ha avuto qualche problemino fisico, ora sta bene, è libero mentalmente, lo vedo come si allena, ci alleniamo nello stesso campo. Hanno secondo me un bravo allenatore, giovane. Dobbiamo parlare poco invece dell'Avola? Perché io sull'Avola devo essere molto sincero, l'ho vista giocare, vedo come gioca anche soprattutto mister Sirigu, e anche l'Avola secondo me dirà la sua quest'anno, ho questa sensazione. Io sinceramente non l'hai vista giocare? Non l'ho mai, e quindi non posso dare un giudizio, ma i numeri in questo momento al primo posto con 3 punti di vantaggio, tra ma l'altro. poi ha un direttore esperto, credo che sia una società organizzata, attrezzata, quindi la secondo Serie D me l'ha fatta, quindi voglio dire... dal Vittoria in su, forse in questo momento l'incomodo è la Leonzio, però sì, ma non ci dobbiamo dimenticare del Modica. No, Vittoria, Modica, queste squadre, questo quartetto, quintetto che sta lottando in questo momento, penso che sarà lottando. Tra l'altro a Modica finalmente la squadra si allena nella nuova struttura che è stata consegnata alla società, a dimostrazione che giustamente quando si ha una struttura propria con un campo di ultima generazione per quanto riguarda il sintetico, credo che la società, la squadra e il mister lavorano con una serenità doppia. Sì, ma poi insomma Modica è una piazza bellissima, una società che da qualche anno investe parecchio, super organizzata. Diciamo che negli ultimi 3 anni ha speso tantissimo, però ha raccolto pochissimo. Poco, purtroppo poco, perché ripeto, mi dicono siano tutte persone, delle gran belle persone, Modica è bellissima e quindi per gli investimenti fatti insomma ci piacerà questo girone sicuramente sarà vincente, probabilmente come fino all'ultimo non riusciremo ad individuare quella squadra che può portarsi a casa il primo posto. Poi c'è chiaramente tutto il discorso dei playoff che saranno comunque spettacolari, ovviamente. Assolutamente. Abbiamo parlato del Modica, guardiamoci il servizio della vittoria contro la Nebros, 2-1 il risultato finale. Per la 6ª giornata di campionato al Vincenzo Barone arriva la Nebros, reduce dalla cocente eliminazione ai calci di rigore dalla Coppa Italia per mano del San Fratello. Il Modica invece reduce da 3 vittorie consecutive tra campionato e Coppa, nelle quali l'11 di Filippo Raciti ha convinto per gioco e intensità. Rispetto alla formazione di mercoledì, dentro i 2 Brugaletta, Nicolò e Simone, e dentro naturalmente anche Savasta. Il Modica ci tiene a fare bella figura davanti al proprio pubblico e salutare al meglio lo storico impianto del Vincenzo Barone, giunto oggi all'ultimo ballo, visto che dalla prossima si dovrebbe giocare nel rinnovato Pietro Scollo. Il primo squillo del match è del solito Alessio Asero, che supera un avversario, ne supera un altro, libera il destro, ma la palla finisce alta. Nei 18 minuti seguenti succede ben poco, con la Nebros che sembra in grado di controllare le sfuriate rossoblù. Al 25esimo però cambia tutto. Su un pallone vagante in aria, il più veloce di tutti è Bonanno, che insacca il gol dell'1-0. Prima gioia in campionato per l'attaccante palermitano. Il gol non abbatte la Nebros, che continua a proporsi con le geometrie di De Nadal e la velocità di Pontini, pur senza impensierire Romano. E così al 35esimo Capitan Floro Valenza ruba un prezioso pallone sulla tre quarti e serve uno splendido diagonale per Savasta, che da posizione leggermente decentrata lascia partire un tiro su cui forse il portiere messinese avrebbe potuto fare di più. Modica 2, Nebros 0. 2 minuti dopo è De Nadal a tirare per la prima volta verso Romano, palla fuori. Al 42esimo lancio telecomandato di Floro Valenza per Asero, che la mette rasoterra per Bonanno. Bello il movimento dell'attaccante numero 92, ma altrettanto efficace la risposta di Sendin Saldana. Ultima emozione di un primo tempo nel quale il Modica è riuscito a concretizzare quasi il 100% delle occasioni prodotte.
Nonostante il doppio svantaggio, la Nebros si ripresenta in campo con grande determinazione e riesce a mettere il Modica alle corde. Arriva il minuto numero 13. Lo Giudice lascia partire un cross sul secondo palo dove Ferrendice gode di troppa libertà. La sua prima conclusione è respinta da Romano, che però non può nulla sul tap-in dello stesso numero 9 messinese, che riapre così il match. Il blackout della difesa del Modica dura solo 60 secondi, ma può costare tantissimo, perché un minuto dopo Sangaré commette un errore da matita blu, regalando palla allo Giudice, che trova però davanti a sé un monumentale Romano. Il portiere argentino respinge in calcio d'angolo e rimane infortunato nello scontro con lo Giudice. Superata la grande paura, il Modica si fa vedere al 32esimo con Incatasciato, che però apre troppo il piattone e manda fuori da buona posizione. Nonostante il forcing finale dei biancoverdi, sospiro di sollievo per i tifosi di casa, che esplodono al triplice fischio finale dopo ben 11 minuti di recupero. L'ultimo ballo, si diceva al Vincenzo Barone, si conclude con una vittoria, il modo migliore per onorare la memoria di quanti hanno reso questo luogo sacro nella memoria di generazioni di tifosi rossoblù. Ospite della nostra puntata il direttore sportivo del Messina, con lui abbiamo parlato ampiamente di questo miracolo, perché attualmente è un miracolo del Messina, che ha recuperato con la gioia anche dei propri tifosi questi punti di penalizzazione. Abbiamo fatto ritornare l'entusiasmo alla gente. Voglio parlare proprio di questa fetta di pubblico che avete riconquistato, ma non credo soltanto perché avete fatto questi punti fondamentali, ma perché avete fatto capire che siete un gruppo di lavoro serio, la dirigenza finalmente ha degli obiettivi ben chiari, avete acquistato fiducia da parte dei tifosi, che è fondamentale. Sì, io ti ringrazio per i complimenti, è la base da cui ripartire, perché c'era scetticismo, le prime partite non sono venuti al campo perché c'era la vecchia società. Certo, sì, con la quale avevano una vera e propria battaglia. E invece con la nostra umiltà, con i nostri sforzi e risultati, aggiungerei, hanno apprezzato, e si vede che Messina, il calcio per Messina è importante. Non dobbiamo parlare della storia di Messina, la conosciamo sono tutti. Ritornati in massa, ci seguono, sono entusiasti, in trasferta arrivano in massa, e questo per noi è di grande supporto. Il prossimo step è chiaramente azzerare finalmente questo meno 14 e poi dopo... Guarda, punto. Noi l'unico obiettivo quest'anno, se ci salviamo, io penso che faremo qualcosa di eccezionale, e che ancora però è molto è come se fosse un campionato vinto, una salvezza oggi. Direi proprio di sì. Benissimo. Allora ti auguro un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, un saluto anche a mister Romano, che apprezzo tantissimo, lo seguo tantissimo, anche lui è un punto a favore per questo progetto del rilancio del Messina, concordi? Ho avuto per la prima volta a Messina la percezione del valore e come la gente tiene a Pippo Romano. Pippo Romano è stato 5 anni a Messina, sappiamo la sua storia, ha vinto con quella 3 maglietta. campionati ed è un'istituzione. È vero. Bene, allora in bocca al lupo, forza Grazie. Messina. Grazie. Noi ci congediamo dal pubblico che ci ha seguito. Vi ricordo che domani sera alle 21 saremo in onda sul canale 19 di TVM Palermo, ed in quel caso parleremo anche e soprattutto del campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Per adesso ci congediamo da voi, vi auguro la buona prosecuzione con TVM Palermo, ma anche sul canale 19 di 7 Gold. A tutti, appuntamento a domani.